Scopriamo, ecco. Custodire il creato con cura e attenzione. La dedica è a Papa Francesco e uno dei suoi insegnamenti, il rispetto per la terra. L'ultimo albero per l'occasione, un frassino, che estende a 6.000 metri quadrati la nuova area verde di Roveredo di Guà. 1636 abitanti, 10 km quadrati di estensione. Il piccolo comune della provincia di Verona ha fatto dell'ambiente una priorità. 10 le aree verdi, 3 i boschi diffusi. Il sindaco Antonio Pastorello lo fa per le nuove generazioni. Purtroppo noi abbiamo le campagne che si stanno impoverendo sempre di più di alberi perché vogliono seminare e gli alberi spariscono. Però noi tutto quello che possiamo lo investiamo in aree verdi, in piante, perché dobbiamo fare un caposaldo di natura. Ecco. L'area verde del Papa è stata inaugurata nella giornata ecologica regionale, il cui tema è meno rifiuti per non avere più discariche. Una battaglia che combatte da 6 anni Luciano Strabello. Ha iniziato a ripulire fossi e canali da solo con un carrettino. Ora è presidente di un'associazione che conta 150 volontari in 27 comuni, fino in Sardegna. Cartongesso, Eternit, a distanza di 6 anni abbiamo raccolto oltre 200 tonnellate di rifiuti. Non ce la faremo mai.